Would you like to taste a beer where you can discover the typical Friulian specialty? Lumi Beer, the product obtained from 20 hectares of land cultivated with 2-row barley. Biodiversity, environmental performance. Lumi Beer offers 5 versions available, 4 for fast and thirst-quenching consumption, and the Magnum version for connoisseurs. Lumi Beer is for everyone. Lumi Beer is an exclusive product from the Panchera farm. Good seeds, good fruits. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati dunque con l'informazione su friulitv.net. Apriamo subito con la cronaca per dire che una banda di 3 persone a volto coperto ha assaltato nella notte il distributore di carburanti self-service di Martignaco con una pala meccanica rubata poco prima da una ditta della zona. Il tentativo di furto è stato sventato dall'entrata in funzione del sistema di allarme dell'impianto. Il gruppo di banditi ha svuotato un estintore creando una cortina di polvere per impedire a chiunque di avvicinarsi e ha distrutto la colonnina delle banconote causando ingenti danni, ma è stata costretta a fuggire a bordo di una station wagon di colore scuro senza riuscire a impossessarsi del denaro. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della stazione di Martignaco e del radiomobile della compagnia di Udine. I rilievi sono stati svolti dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale che stanno conducendo le indagini. La pala meccanica è stata recuperata e restituita ai proprietari. Si tratta di un nuovo caso di furto a distributori di benzina compiuto con queste modalità. Cambiamo argomento per passare adesso a un'operazione da parte della polizia di Udine, sgominata una baby gang. Una banda composta da minorenni ritenuta responsabile di una serie di rapine, tentate rapine, atti persecutori e lesioni personali commesse ai danni di altri coetanei nel capoluogo udinese è stata individuata e bloccata dagli agenti della questura che hanno eseguito 4 misure cautelari nei confronti di altrettanti minori all'esito dell'operazione Generazione Z. Gli episodi risalgono al periodo tra ottobre 2020 e lo scorso febbraio, avvenuti per lo più in luoghi frequentati da ragazzi, fast food, giardini pubblici, stazione delle corriere e dei treni. Secondo quanto ricostruito dalla Mobile, il gruppetto di minorenni, sia italiani che stranieri, coadiuvati in alcune circostanze dalla complicità di ragazzi maggiorenni, si muovevano a Udine in gruppi omogenei e interscambiabili e individuavano le vittime che, minacciate dal branco, erano costrette a subire passivamente la volontà degli aggressori, al fine di evitare conseguenze ancora più gravi. 4 di loro sono risultati destinatari di misure cautelari chieste e ottenute dal pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Trieste. La Mobile di Udine sta eseguendo 2 misure di custodia in istituti penali minori nei confronti di 2 ragazzi di 15 e 16 anni e altri 2 di 15 e 17 che saranno collocati presso comunità per minori fuori regione. Nell'ambito della stessa attività sono state delegate, in fase di esecuzione, le perquisizioni locali e personali nei confronti di altri 10 minori di età compresa tra i 15 e i 17 anni coinvolti nelle indagini. L'incidente stradale si è verificato poco prima delle 11 lungo la strada che collega Rodeano Alto a San Daniele del Friuli, per la precisione in località Villanova. L'autista, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando e si è rovesciato su un fianco nel fosso che costeggia l'arteria stradale. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco insieme agli agenti della polizia locale con i carabinieri.
Il ferito è stato estratto dal mezzo e condotto in ospedale, ferito ma fuori pericolo di vita. E adesso ci trasferiamo per quanto riguarda la politica regionale, andiamo a sentire l'intervento di Salvatore Spitaleri in merito alla mancata parità di genere in regione. Le sue parole. Buongiorno a tutte e a tutti. Sommessamente vorrei tornare per un momento sul voto del centrodestra di ieri in Consiglio regionale, che ha bocciato la proposta di inserimento della doppia preferenza di genere nella legge elettorale per il Consiglio regionale. Doppia preferenza che è la possibilità per gli elettori di votare un uomo e una donna al momento delle elezioni, anziché esprimere una preferenza secca. Questa proposta tornava in Consiglio per la seconda volta in questa legislatura su iniziativa del consigliere Francesco Russo e con il consenso unanime di tutte le opposizioni, ed è stata bocciata su espressa indicazione del presidente Federica e dell'assessore Roberti. Per un momento lascio da parte la circostanza che questa bocciatura espone la nostra regione a un intervento commissariale del governo centrale sull'autonomia del Friuli Venezia Giulia, posto che la doppia preferenza di genere è un meccanismo analogo che garantisca la partecipazione di entrambi i generi alle elezioni, è un diritto che deve essere garantito per tutti i cittadini in tutte le parti del paese, e il Friuli Venezia Giulia è una delle 3 regioni che ancora non si è adeguata a questo principio. Ma sommessamente volevo evidenziare che il dibattito consiliare in effetti ha consentito di comprendere quali sono le reali ragioni di questa bocciatura. Le reali ragioni di questa bocciatura sono la precisa scelta del presidente Federica e della Lega del Friuli Venezia Giulia di trasformare il sistema elettorale della nostra regione per il Consiglio regionale in un listino bloccato. Un listino bloccato che deciso dai capataz e propinato agli elettori, che non scelgono più i propri rappresentanti, ma semplicemente approvano la lista dove sono inseriti gli amici del capo. Devo allora ringraziare il gruppo consigliare del Partito Democratico, che ha resistito alla lusinga che stava sotto questa proposta fatta dall'assessore Roberti e dal presidente Federica. Una proposta che in fondo, se sceglie il capo e i capi di ciascun partito, tutto sommato è avvantaggiato, cioè, insomma ci siamo capiti. Per questo il voto di ieri è doppiamente grave ma chiaro. Federica e la Lega vogliono semplicemente un consiglio regionale fatto di donne e di uomini che siano fedeli al capo. E allora la libertà dei cittadini di scegliersi il candidato che più preferiscono? Beh, insomma, è semplice la risposta, con tutti i problemi che ci sono. Figuratevi se i cittadini vogliono anche scegliersi i propri rappresentanti. Buona giornata a tutte e a tutti. Adesso ci trasferiamo a Monfalcone, importanti novità per quanto riguarda l'area di Marina Iulia, nelle parole del sindaco Anna Maria Cisin. 20 milioni di investimento, una bella partnership pubblico-privato, e a settembre con l'assessore Veni e la Cegas SPA abbiamo siglato un importante protocollo. Oggi i cantieri partono e io credo che questa sia veramente una bella notizia in generale, perché sfruttare appieno le opportunità che sono date vuol dire economia, vuol dire PIL, vuol dire soprattutto posti di lavoro. Per noi a Marina Iulia vuol dire villaggio green. Abbiamo investito già anni fa anche con il Villaggio del Sole su questo, abbiamo riqualificato il nostro arenile. Questo significa riqualificazione del patrimonio abitativo, significa valorizzazione di tutta la località e riqualificazione energetica con investimenti e posti di lavoro che entro 9 mesi daranno i loro frutti di realizzazione avvenuta.
Il 3 di aprile sarà la festa della Patria dal Friul, chiaramente causa la pandemia anche per l'edizione 2021 si dovrà seguire il protocollo relativo ai vari DPCM con la non presenza di pubblico. Nel frattempo l'Arlef ha inviato ai mezzi di informazione questo video che andiamo a vedere per ricordare l'evento. Andy? Mandi papà, grazie. Mandi stelle. Super forza! Mundi. In ogni bande dal mont, la nestre aquile, non sten sempre doglie. E con questo è tutto per quanto riguarda l'edizione giorno di friulitv.net. Per informazione vi diamo appuntamento come sempre intorno alle 18:15, 18:20 con Linea Sera. Chiaramente nel corso della giornata attraverso il nostro sito, le nostre pagine social vi terremo aggiornati per eventuali notizie di cronaca e alle 17, vi ricordo ancora, in live streaming avremo il collegamento con Villa de Claricini d'Or Packer di Bottenico di Maimaco per il primo evento dedicato alle giornate dantesche in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e come sempre buon pomeriggio a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Moderati per altre